starti più vicino ma non mi è concesso. Ho lasciato un bigliettino senza il tuo permesso. Sono andato via di casa senza dire una parola. Ho cambiato la mia strada mentre sei rimasta sola. Ciao a tutti, io mi chiamo Rocco, in arte Corvo, e sono un artista da Valdobbiadene. Da fare in questo modo sublime, tu sei ciò che rimane. Io ho iniziato a scrivere poesie, diciamo, prima di passare alla musica. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Ludovico Geronazzo, in arte No Rip, il mio attuale produttore, e da lì è nato tutto, è nato il progetto della musica, è nato come sviluppare i miei gusti musicali e come sviluppare appunto alcuni testi e alcune forme della musica. Non ci riesco a lasciarti sola, ma sto considerando il fatto di rincorrerti. Allora, ho scelto questo genere particolare perché sono sempre stato ispirato da una chitarra. La chitarra che accompagna la voce per me è sempre stato uno dei strumenti principali su una base. E appunto, trovandomi con Ludovico, abbiamo deciso di anche sperimentare su questo genere. Né io né lui l'avevamo mai fatto e ci siamo trovati molto bene. Infatti stiamo continuando in questa linea di musica, appunto. Il cuore l'hai gettato tranquillo, nulla di serio. Guardo spesso le tue foto senza farlo apposta. Ho scoperto di... Allora, attualmente io sto eseguendo un progetto con il mio produttore, dove stiamo basando tutto su una love story, su una storia d'amore dove ogni pezzo ha un collegamento con un altro. Non ci saranno mai pezzi staccati, ma sentirete appunto cose molto simili ma in contesti diversi. Il progetto che stiamo avendo è un progetto di appunto una storia d'amore dove da come inizia a come finisce, quindi da quando ci si conosce a magari la prima litigata a finire proprio con il mio primo singolo, Fotografie, dove parlo di una relazione che è finita e guardando le vecchie foto comunque ti ricordi di lei e ti manca quella determinata figura, insomma. Sento che t'annoi senza dirmi che mi chiami. Adesso io e il mio produttore stiamo costruendo un nuovo progetto che sarà una miscela di generi. Ci sarà l'indie, ci sarà il pop e ci sarà il rock. E questo progetto sarà, diciamo, la chiusura di tutto ciò che vogliamo dire, di tutto ciò che voglio dire. Appunto si chiamerà Love Story, che vi lascerò uno spoiler fra poco. E questo progetto è stato costruito dal principio, da ogni nota possibile. Abbiamo costruito tutto assieme, io e Ludovico, e ci teniamo molto. Secondo noi sarà il nostro cavallo di battaglia. Perché ancora chi c'è? Amici persi per te, amici persi per te, amici persi per te. Bella, sono Corvo, mi troverete su tutte le piattaforme digitali, anche le prossime uscite, e vi aspetto. Diventa speciale come le nostalgie, tutto rimane uguale come le fotografie, tutto diventa speciale come le nostalgie.